Da lunedì 18 maggio le messe potranno tornare ad essere celebrate in forma pubblica alla presenza dei fedeli. Lo prevede il protocollo sottoscritto in mattinata tra il premier Giuseppe Conte e il numero uno della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Gualtiero Bassetti. Ma sarà una ripartenza per gradi e sempre con restrizioni a numero chiuso. Nelle prossime ore il patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, anche in qualità di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, divulgherà le norme attuative per la diocesi e il patriarcato di Venezia. L'intesa è stata raggiunta sempre che la curva dei contagi prosegua nella discesa. Si partirà con le Eucaristie feriali, proprio perché coinvolgono un numero contenuto di partecipanti, per arrivare poi alla prima celebrazione domenicale, domenica 24 maggio, giornata della grande festa liturgica dell'Ascensione, che in Laguna coincide anche con la festa civile della Sensa, sposalizio di Venezia con il mare. Durante le celebrazioni rimarrà per i fedeli l'obbligo del distanziamento sociale e della mascherina. Ci sarà un numero massimo di fedeli che vi potranno partecipare, che varierà a seconda delle dimensioni del luogo scelto per la celebrazione.